Ritenendo che il dottor Stellini è stato un maestro di vita e professionale per tanti di noi colleghi, soprattutto direttori generali, cito uno per tutti il dottor Dario, ma anche il dottor Roberti, cioè una scuola che è quella trevigiana che ha avuto effettivamente un maestro che ha saputo coniugare non solo la capacità professionale e organizzativa, ma anche con una lungimiranza per quanto riguarda il futuro. Difatti non a caso lui pensò a una sanità molto moderna, una sanità organizzata a padiglioni, quindi cercando di creare unità operative complesse. È stato un uomo che ha portato un contributo validissimo anche a livello nazionale, perché erano i tavoli nazionali, per quanto riguarda anche le schede ospedaliere, quelle che abbiamo fatto fino a qualche anno fa, e contemporaneamente è un uomo insomma che deve rimanere nei ricordi nostri, ma anche della gente, perché è quello che sostanzialmente, insieme all'avvocato Pavan, che era il presidente dell'ULSS, hanno iniziato a creare e rendere importante l'ospedale di Treviso.